Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, c'è ancora molta cronaca che vi dobbiamo raccontare. Torneremo a parlare ovviamente della violenta rapina in villa a Pieve di Soligo. C'è anche un terribile fatto di cronaca da Arzignano nel Vicentino, una lite in strada con una persona, un uomo colpito a bastonate in testa ed è in fin di vita. Prima però di raccontarvi queste pagine di cronaca andiamo subito a Venezia, perché questa mattina il presidente della regione Alberto Stefani ha tracciato il bilancio dei primi 100 giorni alla guida del Veneto, lanciando anche una novità, una piattaforma che adesso ci spiegherà la nostra Ilaria Marchiori, che vedo in diretta proprio con il governatore Stefani. Buongiorno. Buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Si è appena conclusa la conferenza con il governatore Stefani per parlare dei suoi primi 100 giorni. Presidente, allora come sono andati? Un bilancio? 100 giorni intensi, ci eravamo prefissati di chiudere la riprogrammazione dei fondi comunitari entro il 31/12, l'abbiamo fatto, di nominare una giunta in tempi rapidi l'abbiamo fatto con 2 giorni di anticipo, di nominare i direttori generali entro il 28 febbraio l'abbiamo fatto, di approvare il bilancio entro i primi 10 giorni di aprile e siamo allineati con i tempi, quindi scadenze rispettate, ma ci tenevo oggi a presentare anche le novità del bilancio: 69 milioni di euro che dall'approvazione di aprile potremo destinare ad RSA, strutture residenziali per anziani, caregiver, persone che si prendono cura di un soggetto fragile, ma oltre a questo 3 milioni per l'edilizia sociale, strumenti di monitoraggio da remoto, 18 milioni di euro che investiremo per le borse universitarie, 28 milioni più 9 milioni di questo bilancio per quanto riguarda la lotta al dissesto idrogeologico, 50 milioni per il piano casa, investimenti sulla sicurezza, 600.000 euro per bandi sulla videosorveglianza, 200.000 euro per lotta alle sostanze stupefacenti. Oltre a tutto questo una grande sfida che è quella del mondo delle imprese: 3 milioni li destineremo alle start-up che assumeranno giovani veneti, 4 milioni per il bando ricerca e innovazione della nostra regione, 17 milioni destinati alla medicina territoriale, 4 milioni e mezzo destinati al raddoppio dell'entità delle borse di studio per i medici di medicina generale che hanno allacciato un rapporto con noi per l'integrazione all'interno delle case di comunità. Tra gli obiettivi raggiunti finora ce n'è uno di cui va particolarmente fiero? Sicuramente gli investimenti nel sociale, nella sanità. Ci eravamo presentati con questa priorità, quindi investire in sanità territoriale, l'abbiamo fatto con oltre 20 milioni di euro, investire nei giovani, l'abbiamo fatto con 18 milioni e mezzo di euro in borse di studio, investire nel sociale per cariche assistenziali nei confronti di soggetti anziani, l'abbiamo fatto con 69 milioni e 3 milioni di edilizia sociale. A questo sommiamo 38 milioni per investimenti in scuole dell'infanzia, tanto richieste, per la prima volta sono destinate già con il bilancio di previsione. Ecco, questa giornata è stata anche l'occasione per presentare, lo vedete proprio alle mie spalle, Venexus, un progetto importantissimo, una piattaforma. Di che cosa si tratta? In che cosa consiste? È un software che mette in relazione il territorio, la comunità, le imprese e le società benefit del nostro territorio e dei progetti di carattere regionale, comunale o provinciale che noi validiamo come regione sotto il profilo sociale, sanitario, ambientale, e quindi di fatto le società benefit del nostro territorio, che sono delle imprese che hanno già l'obbligo di investire in quei determinati settori, potranno investire in iniziative di questo tipo, quindi nuove RSA attrezzate, forme di welfare territoriale, asili nido, rigenerazione urbana, progetti di inclusione lavorativa o sociale, cose di questo tipo. E allora abbiamo pensato: perché questa nostra sfida, quella di riuscire a finanziare questi progetti e questi programmi che con un bilancio regionale magari normalmente si fa fatica, perché non facciamo che questa nostra necessità, che è la necessità di queste imprese che lo devono fare per legge e per migliorare il loro rating creditizio con le banche, non diventi un'unica necessità? Quella del Veneto è un'unica sfida, quella ovviamente della nostra amministrazione regionale, e proprio per questo siamo la prima regione in Italia che oggi inaugura una piattaforma che presenteremo nelle prossime settimane e ovviamente che porterà dei grandi benefici al nostro territorio. E ancora una volta il Veneto si dimostra capofila di importanti progetti. Ringrazio molto il presidente Alberto Stefani. Da Venezia è tutto, restituisco la linea al studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Questa sera poi ovviamente vi racconteremo nel dettaglio di questa novità, ovviamente oltre che a quanto detto da Stefani in questa conferenza a Venezia. Allora, dicevamo, la cronaca, torniamo a parlare della
violenta rapina in villa a Pieve di Soligo, però lo facciamo da Refrontolo con Francesca Bozza e Nicoletta Rizzetto, perché lo abbiamo raccontato nei servizi che fra poco poi rivedremo. Il bandito arrestato dai carabinieri, oggi peraltro nelle prossime ore comunque atteso l'interrogatorio, faceva parte del comando che assaltò esattamente un anno fa, era a marzo dell'anno scorso, un'abitazione con madre e figlio, stesse modalità proprio a Refrontolo, e come sappiamo, come abbiamo raccontato, poi era stato denunciato e a piede libero. Allora, Francesca Bozza con Nicoletta Rizzetto, la vedo già da Refrontolo. Buongiorno Francesca. Buongiorno Nicola, buongiorno a chi da casa ci sta seguendo. Hai detto tu giustamente, c'è questo filo che unisce Pieve di Soligo e Refrontolo esattamente ad un anno di distanza. Qui era marzo 2025, la famiglia Doimo aveva vissuto questo incubo, madre e figlio minacciati con una pistola puntata alla testa da una banda di 4 uomini che erano entrati dopo aver battuto sul vetro della finestra. Il figlio preoccupato era andato a controllare e si è trovato i malviventi faccia a faccia. A quel punto lo hanno seguito in casa e da lì è scattato l'incubo, con la madre e figlio tenuti praticamente in ostaggio e insomma sono stati davvero momenti, un incubo quello vissuto dalla famiglia, e quello che è successo appunto il marzo scorso si è ripetuto esattamente qualche giorno fa, stavolta a Pieve di Soligo, alla famiglia di un noto dentista di Pieve, stavolta moglie, marito e i 2 figli di 17 e 20 anni, tenuti, proprio il caso di dirlo, in ostaggio di 3 uomini vestiti di nero con il volto coperto. Anche in questo caso una violenza inspiegabile di fronte alla coppia che si era detta disponibile a consegnare quello che loro volevano, eppure è nata una colluttazione con il capo famiglia Alessandro Bubola, picchiato, finito in ospedale per tutta la notte con diverse lesioni al volto e chiaramente il trauma, quello stesso trauma vissuto qui a Refrontolo. Come avevi detto tu Nicola, le indagini avevano portato ad identificare i responsabili, 2 minorenni all'epoca dei fatti e 2 maggiorenni messi poi agli arresti domiciliari. Uno dei 2 minorenni è il giovane che è stato arrestato ieri dai carabinieri, trovato in auto a Follina con parte della refurtiva, 14.000 euro in contanti, il coltello, un coltello da cucina, probabilmente quell'arma con la quale avevano minacciato la famiglia, e il volto tumefatto, come hanno spiegato insomma gli investigatori, con ferite fresche compatibili proprio con la colluttazione con il capo famiglia. Dunque c'è quel filo che unisce Refrontolo a Pieve di Soligo per le modalità con cui sono avvenuti i 2 colpi, proprio perché uno dei responsabili di quella rapina di un anno fa è proprio quel giovane fermato a Follina. Si attende nelle prossime ore l'interrogatorio da parte del GIP e naturalmente le indagini continuano serratissime per individuare anche gli altri 2 componenti della banda. Nell'auto nella quale viaggiava il ragazzo, il 18enne, c'era un altro giovane che viaggiava con lui, e al momento sono in corso accertamenti anche sulla sua posizione per capire se ci possa essere qualche collegamento. Ma allora ricostruiamo proprio con la voce dei 2 protagonisti, di Alessandro Bubola e della moglie, quei drammatici 15 minuti vissuti in balia degli uomini nel servizio di Lina Paronetto. Ho reagito, sì, è stato un istinto di sopravvivenza. L'irruzione in villa, armati e a volto coperto, la reazione del padrone di casa, le botte, il sangue, i banditi che se ne vanno e uno di loro, con addosso ancora gran parte della refurtiva, fermato e arrestato dai carabinieri poche ore dopo. È la sequenza della drammatica rapina messa a segno intorno alle 21 da 3 banditi in via Pederiva, zona Padeana, Pieve di Soligo, nell'abitazione del dentista Alessandro Bubola, 59 anni, e della moglie Rossella Tramet, che si trovavano insieme ai 2 figli minori di 16 e 20 anni. 3 persone armate, erano tutti vestiti di nero, molto aggressivi, chiaramente molto aggressivi, sì. Abbiamo temuto che si trattasse della nostra incolumità. Sì, perché non erano dei professionisti, probabilmente erano dei balordi e hanno usato molta violenza.
erano sicuramente Malgrado io- sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sì. probabilmente. I nostri figli sono rimasti traumatizzati, sì. Bubola racconta di aver aperto la porta senza timori, spesso a suonare sono i vicini che gli riportano il cagnolino che si allontana da casa, tanto più dice che non l'aveva neppure sentito abbaiare, e invece a farsi avanti sono 3 giovanissimi armati di coltello e pistola col volto coperto da caschi neri. È stato una scena che sembrava un film. Sì, ecco, ci siamo un sentiti film. dentro la scena di un film. Quelle cose che siamo purtroppo assuefatti a questa violenza che ci sembra sempre virtuale. Poi quando ci si presenta fisicamente addosso ci si rende conto che è la realtà. La colluttazione, le botte, le minacce, la consegna di quanto c'era in cassaforte, 15.000 euro e alcuni preziosi, tutto in una decina di minuti. Poi l'arrivo dei carabinieri con pattuglie concentrate in tutto il territorio del quartiere del Piave e con Bubola accompagnato in pronto soccorso, dove ha trascorso la notte in osservazione ed è stato sottoposto a un TAC. Noi siamo rimasti fuori casa per 2 ore e mezza buone, non ci hanno più lasciato entrare perché c'era Stavano molto facendo materiale. i rilievi anche perché c'è stato sì. molto sangue. Quindi... Sì, questo è stato un po' terrificante, cioè sembrava la scena di un crimine proprio. Stesse modalità della rapina alla famiglia Doimo del 19 marzo del 2025 a Refrontolo, e infatti l'arrestato è un membro della stessa banda a piede libero perché per quel fatto era stato solamente denunciato essendo al momento della commissione del reato minorenne. Si tratta di un 18enne di Tovena intercettato in auto alle 3:30 del mattino in via San Giacomo a Follina, con sé un coltello da cucina, volto tumefatto e nascosti nei pantaloni 14.000 euro. Ora si trova in carcere con l'accusa di rapina aggravata in concorso con ignoti. Su un altro ragazzo in auto con lui e solamente fermato sono in corso accertamenti. Quello che è più difficile adesso è l'aspetto psicologico perché elaborare i la ragazzi, violenza soprattutto per i ragazzi. Sì. Malgrado noi avessimo subito rassicurato che avremmo dato quello che ci avrebbero richiesto, loro sembrava non capissero, usavano molta violenza. I ragazzi? È stato molto brutto, sì. La voce che si incrina di Alessandro Bubola, ancora lo shock di quanto accaduto, quella violenza inspiegabile, quel sentirsi nella scena di un film. 15.000 euro il bottino della rapina in villa a Pieve di Soligo, 8.000 euro era stato il bottino del colpo qui a Refrontolo, con i soldi trovati nascosti dietro una battiscopa. Insomma, come abbiamo detto, tanti elementi che si incrociano. Non era presente al momento della rapina, ma è rientrato in fretta e furia da Ferrara, dove studia Ettore, il figlio maggiore della famiglia Bubola, che ha manifestato tutta la rabbia per quanto accaduto ai suoi familiari e per non sentirsi sicuri nemmeno alla propria abitazione, non avere nemmeno la possibilità di aprire la porta di casa con il rischio di trovarsi una pistola o un coltello puntato alla gola. Sentiamo le sue parole, questo shock ancora racchiuso nella sua voce. Penso che sia una situazione orrenda, che alle 9 di sera non si può aprire la porta perché c'hai 3 energumeni che con un coltello ti minacciano e ti provano a rubare le cose in casa. Ettore, 22 anni, è il figlio maggiore di Alessandro Bubola e Rossella Tramet, l'unico della famiglia a non essere in casa al momento della rapina, ma non per questo meno scosso di genitori e fratelli. È rientrato in fretta da Ferrara, dove frequenta l'università, per stare accanto ai familiari sconvolti e provati anche fisicamente per la violenta aggressione subita in una serata come tante, in cui certo non si aspettavano che a suonare al campanello fossero dei banditi armati. Stanno bene, sono traumatizzati, hanno visto un coltello alla gola, quindi è una situazione molto scomoda e non lo so, io sono stato molto agitato e sono salito prima possibile. Non lo so, io non c'ero, per fortuna non so come avrei reagito, però i miei genitori sono stati bravi, i miei fratelli minorenni hanno tenuto il sangue freddo e è andata bene, per fortuna. Le forze dell'ordine hanno fatto il loro lavoro alle 3:30 di notte e basta. Ettore, così come i genitori, ringrazia i carabinieri di Pieve di Soligo e Vittorio Veneto che nel giro di poche ore hanno arrestato il 18enne di Cison di Valmarino mentre rientrava verso casa con addosso la refurtiva, 14.000 euro.
Proprio quello con cui il padre ha ingaggiato una colluttazione, finendo entrambi col volto tumefatto. Una rapina sanguinosa, una violenza gratuita e a fare da sfondo ancora una volta il quartiere del Piave. Un episodio che questa notte, anche nelle prime ore di mattina, porta in un paese che è sereno e tranquillo sicuramente la quotidianità di una cronaca che non vogliamo mai sentire. Il sindaco esprime aperta solidarietà alla famiglia. Rossella Trameta è stata dipendente comunale e subito il primo cittadino ha voluto farle arrivare la vicinanza della comunità. Io ho scritto alla moglie, probabilmente andrò a trovarli perché lascio che, conoscendo proprio come sono queste situazioni, che ci siano un po' di ore anche per riprendersi dallo shock, da una questione che all'improvviso la tua vita cambia perché ti trovi delle persone che ti rovinano la quotidianità, ma non solo quella di quel giorno, ma la quotidianità dei giorni a venire, quindi serve un po' di tempo. Nel frattempo siamo coordinati con le forze dell'ordine che ci aggiornano e mi sembra che si possa ben sperare che questo episodio possa avere in tempo breve una conclusione. Vicinanza al medico e alla sua famiglia vittime di violenza inaccettabile anche dal presidente della regione Alberto Stefani, che ringrazia a sua volta i carabinieri per il tempestivo arresto di uno dei banditi. Episodi come questo colpiscono profondamente perché avvengono nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro per ogni persona, la propria casa, scrive il presidente. Confido che le indagini consentano di individuare al più presto anche gli altri complici coinvolti nella rapina. Voce di Ettore, la solidarietà del sindaco Soldan per una vicenda che inevitabilmente ha sconvolto Pieve di Soligo, come allora aveva sconvolto Refronto. Abbiamo provato a capire se in casa Doimo c'è qualcuno, siamo riusciti a parlare solo a distanza con una signora, ma insomma potete capire come lo shock di quella vicenda sia ancora vivo e sarà difficile cancellarlo, come sarà difficile superare lo shock per la famiglia di Pieve di Soligo. Con Nicoletta Rizzetto al momento da Refrontolo è tutto, la linea può tornare a te, Nicola. Grazie a Francesca Bozza e noi andiamo ad Arzignano, lo dicevamo in apertura di questa prima edizione, con l'altro fatto di cronaca terribile, questa rissa in strada con un uomo colpito più volte a bastonate in testa che si trova in gravissime condizioni in ospedale. Luisa Bertini e Simone Squarcina si trovano proprio sulla via, lungo la via dove è successo questo fatto ieri sera. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo ad Arzignano in via Magellano, dove a pochi passi da qui, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe consumata questa lite degenerata poi in una violenza tremenda a colpi di bastone. Ad affrontarsi sarebbero stati due uomini ieri sera poco dopo le ore 21, entrambi di origine straniera, probabilmente di nazionalità indiana, e il confronto appunto sarebbe degenerato poi rapidamente quando uno dei due con un bastone ha iniziato a colpire violentemente il rivale. L'uomo è stato poi soccorso, sono arrivati sul posto i soccorritori del 118 che l'hanno dapprima trasportato all'ospedale di Arzignano, ma poi la gravità delle ferite ha implicato che fosse trasportato urgentemente all'ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Valdagno, ovviamente per chiarire le dinamiche, la ricostruzione dei fatti e anche i motivi che al momento sembrerebbero futili motivi. Per il momento da Arzignano è tutto, la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini. Ancora la cronaca, incidente stradale questa mattina poco prima delle 8 a Castelfranco, coinvolte due auto, a bordo di una di queste una mamma con due bambine, una delle vetture è finita capovolta, lo vedete nelle immagini dei vigili del fuoco nel fossato, mentre la seconda si è fermata sul ciglio della strada. Sulla statale 53 all'incrocio con Vie Larghe sono arrivati i vigili del fuoco che hanno liberato i feriti, tutti lievi, dai mezzi, affidandoli alle cure dei sanitari del SUEM. Sul posto anche la polizia locale di Castelfranco per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Torniamo a parlare della piaga dei furti. Abbiamo visto l'assalto e la rapina violenta di Pieve di Soligo, i furti che continuano, ma continua anche la reazione delle forze dell'ordine. In questo caso a Padova un poliziotto libero dal servizio che ha
notato 2 borseggiatrici sfilare un portafoglio e non ha esitato ad arrestarle. Un poliziotto della squadra mobile di Padova, che ieri mattina era libero dal servizio, ha arrestato 2 borseggiatrici bulgare che avevano appena sfilato il portafoglio del borsello di un 62enne sul tram. Il mezzo stava procedendo la sua corsa quando, intorno a mezzogiorno, la gente ha notato le 2 donne salire e iniziare a guardare le borse e gli zaini dei passeggeri che si trovavano già a bordo. A un certo punto, all'altezza della fermata Ponti Romani, in pieno centro, una delle 2 si è avvicinata alla vittima ed è riuscita ad aprire la cerniera del borsello senza farsi notare, per poi sfilargli il portafoglio. Alla vista di quella scena il poliziotto è intervenuto immediatamente, qualificandosi e bloccando le borseggiatrici. All'arrivo dei colleghi, dopo che la gente aveva allertato la sala operativa, le 2 donne sono state portate in questura per l'identificazione. La più giovane era una 29enne bulgara senza fissa dimora, mentre l'altra una connazionale di 41 anni, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e già condannata per lo stesso reato in Emilia-Romagna nel 2009. Entrambe sono state arrestate per furto aggravato con destrezza e nei confronti della più grande il questore Marco Dorisio ha disposto il foglio di via con divieto di ritorno a Padova. Anche nel Vicentino, con l'arresto di un 50enne accusato di diversi furti, nel mirino anche persone anziane. Montecchio Precalcino. I carabinieri di Thiene arrestano un 50enne marocchino. Secondo gli investigatori sarebbe lui l'uomo che il 21 novembre scorso si era introdotto nell'abitazione di un'anziana pensionata portandole via un orologio d'oro, gioielli e una piccola somma di denaro. Non contento, sorpreso ancora in casa dalla donna, le aveva strappato dal collo una collana in oro, dandosi poi alla fuga. I militari hanno ritrovato i preziosi in un compro oro di Vicenza. Sempre lo stesso 50enne marocchino è accusato di aver strappato dal collo di un'anziana vedova una collana nei pressi del cimitero comunale di Zanè. Gli investigatori, dopo averlo pedinato, osservato e aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, lo hanno arrestato sequestrandogli anche una somma di denaro ritenuta provento dei reati. L'indagato è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Zanè. Da Montecchio Precalcino a Vicenza, un quartiere ad est di Vicenza, Bertesina, una zona apparentemente tranquilla vicino alla campagna, ma anche per questo probabilmente mirino dei ladri. L'orario critico per i furti rimane quello del tardo pomeriggio e della prima serata, anche coi residenti presenti in casa. A Bertesina in poche ore il controllo di vicinato ha ricevuto diverse segnalazioni. Sono stato contattato da una vicina che era stata tempo qualche minuto vittima di un tentativo di ingresso da parte di ladri che erano saliti al primo piano e avevano tentato di scassare una finestra del bagno. Negli stessi minuti i malviventi sono entrati in casa di un'anziana salendo al piano superiore grazie a una scala trovata in giardino e rovistando all'interno. L'episodio più grave invece è successo dalla parte opposta della frazione, in cui più o meno nello stesso lasco di tempo sempre 2 persone sono entrate nell'abitazione di 2 anziani. Li hanno minacciati facendo segno di non gridare o reagire e sotto minaccia hanno rovistato all'interno degli armadi e quindi poi sono scappati. Vittima è stata anche la consigliera Giulia Gennaro, le cui telecamere hanno intercettato il presunto ladro. I casi sono stati tantissimi nelle ultime settimane, dalla mia vicina di casa a cui hanno con il flessibile tagliato il balcone di casa per entrare, a un caso di un'altra signora sempre in quartiere di Bertesinella dove sono riusciti purtroppo ad entrare alle 11 di mattina e con il piccone hanno tentato di togliere una cassaforte. Da tutti arriva una richiesta di maggiore tutela verso i cittadini. Chiediamo sia controlli da parte della polizia locale piuttosto che delle forze dell'ordine in generale e anche magari l'installazione di qualche telecamera in più. Sicuramente può essere più utile implementare il rapporto anche con gli altri quartieri limitrofi per eventualmente dare tracciabilità a delle persone sospette che possono transitare da uno all'altro, magari operando con tentativi di furti, trasferendosi da un lato all'altro, visto che sono molto veloci e bisogna essere più veloci di loro.
Ma l'assedio non si conclude ancora nel Vicentino, siamo a Quinto Vicentino, dove pensate in un mese ci sono stati 10 colpi in abitazioni, in particolare in una zona, il villaggio Montegrappa. Risale a pochi minuti fa il fatto che sono entrati dentro in una famiglia dove le due persone erano via e questi signori in 3 sono entrati dentro incappucciati, hanno aperto la porta, hanno fatto quello che adesso accerteranno i carabinieri e anche magari le proprietarie rientrando proprio qualche minuto fa. E dopodiché si farà un po' la conta dei danni e capire quello che è successo. A raccontare nell'immediatezza dell'accaduto l'ultimo della serie di furti in abitazione che hanno colpito il territorio di Quinto Vicentino è il primo cittadino, mobilitato dalle recenti incursioni registrate, una decina in un mese nello stesso quartiere a Villaggio Montegrappa, molti consumati durante il giorno. Un ennesimo caso veramente che lascia sconcerti, perché in pieno giorno in una via dove la gente è allertata da parecchio tempo, hanno costituito una chat, hanno fatto una petizione, abbiamo fatto un'assemblea pubblica, ci siamo mobilitati tutti per cercare di evitare e prevenire questi fatti, purtroppo accadono ancora ed è inspiegabile il fatto perché quest'area qui così sia veramente presa di mira. Indetta l'assemblea pubblica proprio per far luce sul problema che allarma la comunità e quali strumenti da mettere in campo. Cittadini, al momento 120, riuniti in una chat spontanea che chiedono proprio si parta dall'istituzione del controllo di vicinato. Il controllo di vicinato innanzitutto, che ci è stato già garantito, anzi abbiamo già depositato i nomi dei volontari alla consigliera in comune per attivazione. Poi chiediamo delle videocamere per presidiare almeno le zone e le vie di accesso e di uscita al villaggio. Ecco, questo è più complicato anche per un discorso economico, però non ci è stata chiusa la porta anche di questa fattibilità. E poi anche maggiore illuminazione. Sono uscita di casa alle 10:15 e quando sono ritornata ho trovato i cani fuori e la porta era aperta sotto il porticato e hanno tirato via fuori tutto, hanno battuto i cani, uno è piccolino, hanno fatto male anche a 3 costole e quello grande ha portato dentro anche quello e dopo hanno rubato roba, progetti, roba insomma e poi sono andati sopra mia figlia, altre 3 stanze hanno tirato fuori tutto, non c'era niente dentro. Entro dalla mia porta, vado nella camera da letto perché ho visto la tenda che sbalzava di qua e di là, come mai, ma sono appena arrivato. E mi sono accorta che che avevano già sfozzato questa finestra, ma non erano entrati. Tanta paura? Beh, tanta paura. Erano le 3, come mi sono accorta io, alle 3 pomeriggio. Sono alcune delle testimonianze di chi è stato vittima di un furto in abitazione, messo a segno o tentato, nelle ultime settimane nel quartiere di Quinto Vicentino. Sale l'allerta tra vicini che tra loro si tengono in contatto attraverso una chat di WhatsApp. È una situazione esasperata perché non ci possiamo neanche assentare per andare a prendere un pezzo di pane, che abbiamo paura che ci siano i ladri o persone, insomma, piccoli malviventi che si saltano fuori da una siepe e si infiltrano dentro a casa. Siamo tutti in apprensione perché ci guardiamo anche per una persona che viene a leggere il contatore, abbiamo paura che sia un estraneo che si vuole intrufolare nell'abitazione, quindi è una situazione un po' esasperata anche per le persone anziane che insomma vivono barricate a casa. E si è sempre in allerta perché poi non si sa, suona uno, suona l'altro, vedi persone in bicicletta, si fermano, monopattini che... Non lo so, diciamo che purtroppo la paura c'è, l'ansia tutte le ore perché mattina, pomeriggio, sera non si è mai tranquilli. Dai furti nelle abitazioni a quelle nelle attività, altro reato odioso perché colpisce poi anche economicamente i gestori. Torniamo a Treviso, in centro a Treviso, dove c'è stato un lungo periodo di spaccate, lo ricorderete, in centro. La polizia ha individuato uno degli autori delle spaccate seriali. Sentiamo.
2 pasticcerie ed un barbiere nel cuore di Treviso, 3 colpi messi a segno dal 49enne noto pregiudicato con precedenti per furti e spaccio, residente a Distrana. Gli investigatori della squadra mobile hanno svolto un'attività complessa che li ha portati sulle tracce dell'uomo, denunciato ora alla procura. Per il 49enne è scattata la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Strana, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno. Una risposta ai commercianti del centro esasperati da spaccate e furti. È un segnale forte che deve rassicurare i cittadini e i commercianti, perché la loro preoccupazione era la nostra preoccupazione. L'attività che abbiamo svolto è stata immediata e incessante a seguito di tutti gli episodi che si sono verificati a fine anno e nei primi mesi dell'anno in corso. È ovvio che la risposta è arrivata nel momento in cui poi abbiamo raccolto i vari elementi indiziari in collaborazione con la Procura della Repubblica. I furti contestati all'uomo sono avvenuti tra la fine di novembre e il gennaio scorso, ma il sospetto è che colpi messi a segno possano essere molti di più. Il primo furto è stato consumato la notte del 28 novembre 2025, dopo aver sfondato a spallate la porta d'ingresso della pasticceria Casellato di Piazza San Vito. I malviventi hanno asportato il registratore di cassa contenente la somma di 4.350 euro. Il secondo colpo, appena 2 giorni dopo, da parte di 3 persone a volto coperto che, dopo aver sfondato con un martello da carpentiere la porta d'ingresso di un'altra pasticceria trevigiana, la Ninfea, hanno sottratto il registratore di cassa. Una volante della polizia ha intercettato il terzetto poco dopo, tra cui il 49enne, ma il giudice decise di mettere immediatamente in libertà la banda. Il terzo furto, infine, è stato commesso la notte tra il 2 e il 3 gennaio, quando il malvivente a volto scoperto, dopo aver forzato la porta d'accesso di Barber King, un negozio di parrucchieri di Viale Monfenera, si è introdotto più volte prelevando attrezzi da lavoro e denaro in contante per un valore complessivo di 4.000 euro. Questo deve rassicurare i cittadini perché noi siamo presenti sul territorio e non sottovalutiamo nulla. Episodi di questo genere, le spaccate che sono avvenute, sono episodi che creano allarme e insicurezza, e il nostro compito è proprio quello di individuare in tempi brevissimi gli autori di questi reati. Proseguiranno anche le prossime settimane i controlli straordinari di prevenzione e controllo del territorio disposti dal questore di Treviso Alessandra Simone e finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati. Furti che non risparmiano nemmeno il litorale iesolano che si sta preparando alla stagione estiva. Parliamo di razzie nei chioschi del litorale. Sentite l'allarme di Confcommercio. Ci sono state varie infrazioni in vari chioschi sull'arenile di Jesolo. In alcuni chioschi sono riusciti ad entrare, in alcuni altri meno, ma hanno comunque provocato dei danni. Un fenomeno ripetuto e quanto mai fastidioso. Si avvicina la bella stagione, si cominciano a sistemare i chioschi sulle spiagge ed ecco arrivare i malviventi che prendono di mira le attività dell'arenile. Attività che riaprono pian piano e dove probabilmente i malintenzionati pensano di trovare denaro o oggetti di valore. 2 quelli colpiti negli ultimi giorni, il Baita al mare dove è stato rubato il fondo cassa, una bottiglia di champagne e dei palmari e il chiosco vicino, attualmente ancora chiuso. Dal presidente dell'associazione Chioschi di Confcommercio l'invito a riferire sempre alle forze dell'ordine, soprattutto in vista della stagione estiva, tutti gli episodi di furto che si verificano. Ritengo che sia necessario denunciare, perché solo denunciando possiamo rendere partecipi tutti di quello che sta succedendo nel nostro territorio e aiutare le forze dell'ordine per intraprendere le giuste contromisure. Necessaria per questo la stretta collaborazione con chi si occupa di sicurezza, elemento imprescindibile secondo Confcommercio, che da anni si fa promotore di un incontro che si tiene con cadenza regolare tra chi rappresenta tutte le forze dell'ordine e gli imprenditori del cosiddetto mondo della notte. Il prossimo si terrà nel mese di aprile. Ci sono anche le rapine e i furti tra i reati che hanno commesso e commettono purtroppo i giovanissimi minorenni. Parliamo delle cosiddette baby gang, ma ci sono anche le lesioni, ci sono le minacce. Ebbene, ieri l'ultimo rapporto di Save the Children a livello nazionale ha confermato un'emergenza che riguarda tutte le regioni, ma il Veneto in particolare, perché l'incidenza di questi reati ogni 1000 abitanti negli ultimi 10 anni è cresciuto in modo esponenziale ed è tra le più alte in tutta
in tutta Italia e la necessità, secondo il rapporto di Save the Children, non è soltanto quella punitiva ma di agire a monte. Rapina, lesioni personali, minacce, estorsioni. Nel Veneto delle baby gang l'incidenza di questi reati ogni 1000 abitanti da parte dei minori della fascia 14-17 anni è cresciuta senza sosta in 10 anni ed è un'incidenza tra le più alte in Italia. Solo a Venezia, per esempio, i minori segnalati per rapina sono passati dai 5 del 2014 ai 74 del 2024, quelli denunciati per estorsione da un singolo caso nel 2014 ai 14 del 2024. Il rapporto nazionale di Save the Children fotografa una realtà che non conosce confini in tutta Italia e il Veneto non fa eccezione, con inquietanti punte di crescita. Ragazzini violenti, al tempo stesso armati di coltello e disarmati dal punto di vista emotivo e relazionale. È questa la doppia faccia del problema ad essere sottolineata nel rapporto. Ragazzi e ragazze spaventati da un mondo esterno che considerano pericoloso, imprevedibile, segnato da conflitti e violenze all'interno delle famiglie e nella società, con casi di autolesionismo e tentati suicidi e in alcuni casi uso di sostanze e dipendenze. A preoccupare è la normalizzazione dell'uso del coltello che, a prescindere dalle motivazioni, espone i ragazzi più che in passato a rischio di andare incontro a un'escalation di violenza. Molti adolescenti raccontano infatti che girare armati può farli sentire più protetti o rispettati, ma allo stesso tempo questa dinamica rischia di alimentare quello che nel rapporto viene definito un cortocircuito della paura. Un cortocircuito alimentato dai social. Secondo i dati del rapporto, il 13,4% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha assistito a scene di violenza filmate, contro l'8,4% delle ragazze. Una quota più ridotta dichiara anche di aver registrato personalmente episodi violenti con il proprio telefono. Inoltre, la violenza di strada non è più confinata alle aree marginali, ma coinvolge anche ragazzi provenienti da famiglie e ambienti socialmente integrati, senza distinzione tra ricchi e poveri. Di fronte a una piaga che sembra impossibile da rimarginare, il rapporto di Save the Children sottolinea la necessità di superare il modello unicamente punitivo stile decreto Caivano, ma di andare a monte, una soluzione che la Regione ha deciso di adottare fin da subito. Delle politiche legate alla prevenzione e quindi tutto ciò che va a significare anche un'attività legata alle famiglie, ai genitori, un potenziamento rispetto a questo e soprattutto anche quella fruizione degli spazi dei ragazzi che va a mettersi a sistema anche con delle iniziative anche a livello dello sport che a livello nazionale stanno per essere promosse. Serve naturalmente la comunità educante che è fatta e costituita naturalmente da tutti gli attori della rete, il terzo settore, i comuni, il volontariato, le parrocchie e naturalmente le scuole che diventano fondamentali assieme alle famiglie per creare questo tipo di intervento. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ripartiremo dal fronte economico. C'è il caso di cui si parla dei 37 dipendenti della multinazionale InvestCloud di Marghera che saranno licenziati e sostituiti dall'intelligenza artificiale. Ci sono i sindacati sul piede di guerra, mentre l'assessore regionale Bitonci dice è un equivoco, stiamo facendo approfondimento, parliamo di delocalizzazione, ma insomma si sta cercando di capire quanto c'entri l'intelligenza artificiale. Resta un problema comunque di lavoro che vi riproporremo subito dopo la pubblicità. InvestCloud è diventato in poche ore il caso emblematico sul tema della sostituzione dell'attività umana complessa con l'intelligenza artificiale. In questo caso però tecnicamente c'è un grosso equivoco. I motivi alla base della chiusura programmata non sono imputabili all'AI, ma una delocalizzazione in India a sua volta inquadrata in un processo più ampio di ristrutturazione del gruppo che coinvolge 150 lavoratori. Secondo quanto riferisce l'assessore regionale allo sviluppo economico Massimo Bitonci, dunque, all'origine della decisione presa dalla multinazionale statunitense specializzata nella realizzazione di piattaforme e soluzioni informatiche per la gestione finanziaria non ci sarebbe la sostituzione dei dipendenti con l'intelligenza artificiale. Nelle scorse ore, infatti, l'azienda ha avviato la procedura per il licenziamento collettivo dei 37 dipendenti per cessazione dell'attività nella sede di Marghera, unica sede italiana, motivo per cui i sindacati hanno chiesto un incontro immediato. Dobbiamo provare a governare questo processo. Adesso giovedì, prossima settimana, il 19, avremo un incontro con l'azienda, abbiamo fatto richiesta di incontro e andremo nel merito, nello specifico, insomma, se effettivamente le motivazioni che loro hanno anticipato riguardo i motivi della chiusura collettiva e i licenziamenti conseguenti sono effettivamente reali e se hanno un fondamento. Certo è una cosa inedita rispetto
alle attività industriali quando chiudono e decidono di delocalizzare. Qui sulla comunicazione non c'è scritto niente di tutto questo, però come sempre le comunicazioni sono formali, sono fatte in una certa maniera e noi dovremo provare nel confronto con l'azienda a capire. Soprattutto alla luce del fatto che non tutti i compiti potrebbero essere sostituiti dagli AI. Da quello che abbiamo capito parlando con i lavoratori, per questo c'è molta perplessità. Ci sono delle professionalità e delle attività che stanno dentro un certo ambito, altre che loro dicono mi sembra che abbia poco a che fare con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Per questo è importante per noi andare a parlare con l'azienda e provare a capire cosa hanno in testa. Secondo quanto comunicato dall'azienda ai 37 lavoratori, il nuovo modello organizzativo del gruppo statunitense, basato su sistemi integrati con l'intelligenza artificiale, non prevederebbe il mantenimento di strutture locali autonome. Nessuno si aspettava questo, proprio perché l'azienda non è un'azienda che sta facendo perdite da 10 anni, ma ha dei bilanci positivi. Non è un'azienda in crisi, è un'azienda che fa utili di bilancio, quindi è una scelta molto chiara. Per questo noi ci aspettiamo che le istituzioni intervengano, che non ci sia il silenzio istituzionale, che la Regione Veneto intervenga in modo chiaro, prenda posizione e sia al fianco dei sindacati e lavoratori per dire che queste scelte sono inaccettabili. Questo è un precedente pericoloso motivato con l'intelligenza artificiale, che per la prima volta purtroppo capita a noi a Venezia. Okay? Quindi va affrontato in tutta la sua complessità e le istituzioni non possono stare a guardare. Quindi noi chiediamo conto all'azienda, ma chiediamo conto anche a chi governa questo territorio. La Regione ha fatto sapere che sta comunque approfondendo i termini della questione e si rende disponibile a intervenire. E intanto arriva la solidarietà ai lavoratori dal candidato sindaco di Venezia Andrea Martella, che ieri ha anche ottenuto il formale sostegno del Comitato Progetto Comune. Per questo che ho presentato oggi anche un'interrogazione parlamentare. Ai lavoratori voglio esprimere la mia solidarietà, ma questo non basta, bisogna anche che noi interveniamo realmente su un uso distorto delle tecnologie che va a svantaggio del lavoro e dei lavoratori. Per questo penso che abbiano ragione i sindacati a dire che ci vuole un tavolo specifico sulla questione. Così Andrea Martella, candidato sindaco di Venezia per il centro-sinistra, sulle vicende dell'azienda di Marghera che ha deciso di delocalizzare e sostituire le 37 lavoratrici e lavoratori dall'intelligenza artificiale. Da qui la proposta: candidare Venezia a diventare capitale internazionale dell'intelligenza artificiale responsabile, con l'obiettivo di guidare l'innovazione senza lasciare indietro il lavoro, dice Martella. Cioè non a favore di pochi o per il controllo dei dati o contro dei lavoratori come in questo caso, ma un'intelligenza artificiale responsabile che possa servire ai cittadini, che possa servire al mondo del lavoro e che quindi sia in loro funzione. È una cosa molto importante, molto seria, ma io penso che ce ne dovremmo occupare per tempo. La presa di posizione nel giorno in cui il Comitato Progetto Comune, area centrista, presieduto da Maria Laura Faccini, ha formalizzato il proprio sostegno a Martella alle prossime elezioni amministrative veneziane. Vogliamo anche portare un messaggio alla città, sostenendo una persona che a nostro avviso è l'unica che potrebbe dare una svolta veramente radicale all'involuzione che nell'intero comune di Venezia, ma soprattutto nella terraferma, in particolare a Mestre, purtroppo stiamo vedendo che cosa sta succedendo. Secondo la Faccini, il sostegno a Martella si fonda su 3 parole chiave, tutte con la R. Ricucire. Ricucire non solo il rapporto tra i cittadini, ma soprattutto il rapporto tra i cittadini e l'amministrazione, che in questi anni è veramente scemato. Rigenerare, puntando su sviluppo urbano e qualità della vita. Abbiamo bisogno di una rigenerazione complessiva e specifica di tutte le zone della città. E infine ricostruire, con uno sguardo alle nuove generazioni e al futuro di Venezia. Ricostruire un futuro sociale ed economico a misura di cittadino, con una grande attenzione ai giovani. Intanto a Venezia tiene banco il Caos Russe, la Biennale Arte appunto della città, e lo scontro diciamo a distanza tra il ministro Giuli che vedete e Pietrangelo Buttafuoco, il presidente della Biennale. Dopo le richieste di dimissioni da parte del ministro della Cultura Giuli, di Tamara Gregoretti, rappresentante
del Ministero della Cultura nel CDA, è arrivata la sua risposta: resto al mio posto. Gregoretti, secondo il Ministro, non avrebbe avvisato né della possibile presenza della Federazione Russa né di essersi espressa a favore di questa soluzione. In una nota del Ministero infatti si legge che le dimissioni richieste arriverebbero per un venire meno dei rapporti di fiducia tra la consigliera e il Ministro. Intanto il Presidente della Commissione della Cultura della Camera, Mollicone, di Fratelli d'Italia, auspica un ripensamento sulla presenza di artisti russi. Salvini invece si schiera con Buttafuoco, dalla cultura un messaggio di unione, nessuno si è escluso. Peraltro si schiera anche il Presidente della Regione Stefani, proprio in queste ore dice devono esserci tutti alla Biennale. E Buttafuoco infine ha parlato in queste ore di uno spazio dedicato ai dissidenti. In una dichiarazione al Foglio fa sapere che la proposta è già in fase di realizzazione con 2 cantieri in opera. Insomma, è un caos politico, ovviamente, quello che si è innescato anche dopo la reazione dei ministri degli esteri di 22 paesi dell'Unione Europea contro questa soluzione, con la minaccia di taglio di fondi per milioni di euro. Quindi è un caso che resta in piedi, anche perché le posizioni politiche sono diverse, Lega e Fratelli d'Italia hanno posizioni diverse su questa situazione e quindi diventa un caso politico. Intanto Venezia fa i conti con la questione turismo, è uno dei grandi temi della campagna elettorale e di quella che viene definita la monocultura e la monoeconomia turistica, che ha trasformato Venezia in un comune con posti di lavoro precari e sottopagati. Cifre ufficiali alla mano, comitati e associazioni cittadine riunite nella piattaforma Italy hanno raccolto un'analisi impietosa della città. Un comune di cittadini mediamente poveri e in continuo spopolamento, con sempre meno sicurezza sulle strade e con sempre più posti di lavoro precari o sottopagati. È impietosa la fotografia di Venezia scattata in Venezia 5 euro, un ebook gratuito consultabile sul sito di Italy, alla cui stesura hanno partecipato diverse associazioni e comitati cittadini. Il titolo è apertamente provocatorio e richiama il contributo d'accesso, definito polemicamente il marchio degli 11 anni di amministrazione Brugnaro. I dati però sono veri, o meglio ufficiali, provengano da un ministero o persino dallo stesso comune. Un comune economicamente quasi completamente votato al turismo. I redditi sono quelli più bassi del Veneto, se escludiamo la provincia di Rovigo, e quindi questo grande afflusso di turismo non ha portato nelle casse dei cittadini dei redditi che siano adeguati. È una politica basata essenzialmente sul turismo di massa che ha impoverito la città e non arricchito i lavoratori della città, espellendone anche buona parte. Come si spiegano questi dati se il valore economico complessivo del turismo a Venezia è stimato tra i 2,5 miliardi e i 3 miliardi di euro l'anno, cifre che da alcune parti vengono definite con toni trionfalistici come un rinascimento della città. Mentre il convento è povero, molti fratti, ma non tutti, sono ricchi, nel senso che il lavoro generato dal turismo si divide in 2 parti. Chi ha beni immobiliari che utilizza per il turismo guadagna bene e mette da parte grandi risorse. Chi invece lavora nel turismo guadagna pochissimo perché è sempre un lavoro precario, sottopagato. Sullo spopolamento di Venezia si è già detto a sufficienza, sull'esodo dell'entroterra del comune di Venezia ancora no. Eppure in 20 anni se ne sono andati in 30.000, un esodo biblico a malapena coperto da una massiccia immigrazione che nello stesso periodo è salita del 631% a Mestre e dell'867% a Marghera. Quanto più cresce il turismo, tanto più questa forbice si divarica tra chi guadagna molto, rendite di fatto, e chi con un lavoro povero porta a casa poco e soprattutto non provvede alla sua futura pensione perché avrà accumulato cifre molto basse. Altri spunti di riflessione nell'ebook di Italy riguardano per esempio Porto Marghera, ancora in attesa di un piano a lungo termine di riqualificazione e rilancio. Il porto e l'aeroporto, le 2.500 case pubbliche sfitte e i prezzi impazziti del mercato immobiliare. Quello che vogliamo dare è dar voce alle voci che in città ci sono e che costituiscono un patrimonio da valorizzare, un patrimonio di varietà, diversità, di partecipazione. E la partecipazione va fatta prima, non è informare dopo che hai preso le decisioni, ma è ascoltare per prendere delle decisioni.
Dai problemi di Venezia a quelli di Padova, siamo sempre nel settore economico, ma qui parliamo di botteghe che chiudono, di negozi che chiudono, ci sono cifre impietose per la città del Santo, ce le racconta in diretta Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova, 421, questo è il numero, il saldo negativo tra chiusure e aperture di negozi in centro a Padova in 13 anni, quindi significa che insomma ci sono nel corso degli anni 421 vetrine che hanno abbassato la serranda, si perdono negozi di abbigliamento, botteghe storiche e il rischio concreto che ha insomma ipotizzato Ascom guardando i numeri è che il centro storico di Padova si desertifichi, scompaiono proprio le botteghe. Sì, speriamo di no, speriamo che questo trend venga invertito velocemente, però richiede uno sforzo da parte di tutti, dalle istituzioni a noi delle associazioni, ma soprattutto anche il commerciante. Per questo dico che bisognerà fare formazione, bisognerà capire qual è un'analisi che può dare una soluzione alla cura per questo problema, però chiaramente i dati sono preoccupanti, sono dati che fanno riflettere molto, perché la presenza di un negozio vuol dire appunto socialità, sicurezza, e quando una via si desertifica diventano problemi seri sia per quelli che abitano nella via, ma sia anche per questioni di ordine pubblico. Quindi io quello che dico è che oggi il mondo è cambiato, la gente si muove in maniera diversa, spende in maniera diversa, dobbiamo intercettare e capire cosa è cambiato e come dobbiamo riposizionare le nostre attività commerciali. Però per fare questo abbiamo bisogno appunto delle amministrazioni, perché ci vuole anche dal punto di vista di una riqualificazione commerciale delle nostre città. Manca anche poi quello che è il passaggio di consegne, tante botteghe, soprattutto quelle storiche più antiche, chiudono perché c'è una mancanza di un ricambio generazionale che manca. Sì, mancano i ricambi generazionali perché i giovani non si affacciano al mondo del commercio, perché detta così è un mondo anche che devi sacrificare parecchio, e quindi però se tu lo fai bene e lo fai con gli strumenti di oggi puoi avere anche buone possibilità di avere un successo nella tua attività, però dobbiamo assolutamente intervenire, fare formazione e soprattutto rivolta ai giovani. È un commercio, quello che si è modificato nel tempo, anche più adattato al turismo, quindi si perde magari certe caratteristiche tipiche del centro storico in favore di catene che magari soddisfano di più quella che è la richiesta del turista. Sì, diciamo che noi non siamo a prescindere contro le catene o contro... Noi diciamo che una città, per essere una città viva, attraente, è una città che anche porta comunque ricchezza, perché se diventi attrattivo porti anche magari qualche negozio che è di altre città che vuole aprire, va benissimo. Però, ripeto, se abbiamo questo trend qua c'è futuro, se non c'è questo trend qua il pericolo di avere delle intere vie desertificate c'è concreto. Grazie mille a Patrizio Bertin, presidente di Ascom Padova, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Noi adesso invece andiamo a Bassano del Grappa per parlare di caos treni, tra ritardi e corse cancellate all'ultimo momento. Accade appunto a Bassano del Grappa, la linea è quella Venezia-Castelfranco, ce ne parlano Vanessa Banzato e Renzo Rigon. Ci troviamo alla stazione ferroviaria di Bassano del Grappa. Perché? Perché per l'ennesima volta si è verificato il vero e proprio caos treni, tra treni, convogli in ritardo e corse cancellate, ma soprattutto cancellate all'ultimo minuto, sollevando davvero l'ira dei tanti pendolari che per questioni di lavoro, questioni di studio devono recarsi a Venezia o a Padova. Un caso è quello di Maria Pia Ganzer, che molto spesso si trova ad affrontare questa difficile situazione. Sì, mi trovo all'ultimo momento già salita sul treno, già tutta sistemata, anziché partire mi sento dire il treno al binario X per quella città X è cancellato.
E la gente scende e tu devi obbligatoriamente aspettare e organizzare un altro treno, andare a cambiare il biglietto perché quello non vale più e telefonare a chi ti aspettava a dire che non arrivi con quel treno ma quello successivo. Questo che riesco a fare io, ma immagini chi deve dare un esame all'università o deve fare una visita medica o un esame che sta aspettando da mesi, se non glielo rimandano, deve ritornare a fare il giro da zero. E uno dice, mi dica cosa è successa una cosa gravissima se all'ultimo momento mi dite, non sappiamo e si va via. Io su questo non sono molto fornita di idee, però ogni tanto se trovo persone competenti chiedo e emerge, non direttamente ma indirettamente, che per risparmiare una figura professionale se io cancello quel treno con 2 persone faccio andare di qua e di là anziché averne 3 perché una va a Venezia. Questo problema non tocca l'utenza, a meno che non scriviate a fianco al treno non sempre parte, allora uno prende il treno prima o prende l'appuntamento dopo. Che sulle spalle dell'utenza si faccia questo su una stazione che serve non Bassano solo, ma tutto l'interland di Bassano, Marostica, tutte le zone, quindi non è che dai un problema solo alla città, lo dai anche attorno. Io questo discorso l'ho anche fatto a livello politico, facendo un discorso al sindaco, dico guardi che questo è un problema che ci copre tutta la zona e quindi sarebbe importante che una figura come la sua riconosciuta va a Venezia, va a parlare col funzionario e chi dice questa è una cosa che succede, non deve più avvenire. Anche perché il sindaco è vero che non ha la competenza delle ferrovie, ma può portare e dovrebbe portare la voce di tutta la cittadinanza. Sì, che questo io l'ho detto anche al sindaco, ho detto è chiaro che lei non ha nei suoi compiti quello, ma siccome noi siamo sotto la sua egida, lei trasmette i nostri pensieri e i nostri pensieri non sono benevoli, perché se uno ha perso un esame all'università che magari è anche l'ultimo e poi deve dare la tesi, non è proprio il massimo, magari è un po' arrabbiato, ecco, voglio dire, e soprattutto per la nostra utenza che è anche un'utenza di persone anziane, magari a visite mediche, devi già aspettarle 2 anni, quando vai poi non ci vai perché per questo motivo è un problema, quindi sarebbe da mettersi a tavolino e trovare una soluzione più indolore. Ci volete dire che il treno X e quello Y sono insicuri? Beh, allora ce lo dite prima e noi prendiamo quello prima, quello dopo, l'appuntamento prima o quello dopo. Questo è il discorso. Non è che questi sono venuti qui e scesi da Marte e improvvisamente organizzano loro, soprattutto perché sono magari risparmi economici loro. Certo. Quindi allora pago meno biglietto anch'io. Questo è il concetto ed è un grosso problema. Questo è un grosso problema. Anche stamattina è accaduto una cosa simile. Quindi non è così ramingo, è una cosa che ricorre. Dai problemi dei pendolari torniamo a Venezia, torniamo da Andrea Martella che torna a trovarci, candidato sindaco del centro-sinistra nonché coordinatore regionale del Partito Democratico e senatore del Partito Democratico. Buongiorno, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Allora, sono giornate intense queste per lei ovviamente come candidato sindaco, l'abbiamo vista nel servizio con l'appoggio di Faccini, in cui è tornato a parlare poi peraltro dell'intelligenza artificiale, poi ieri sera a Venezia con Elly Schlein che è giunta in Veneto per parlare del referendum, ovviamente per sostenere il no, ma anche per dire quello che titoliamo, insomma, che lei è l'uomo giusto per far svoltare Venezia. Insomma, intanto com'è andata ieri sera e che sensazioni ha avuto? Ma le sensazioni sono state molto positive, la partecipazione è stata molto ampia, l'entusiasmo ci sta accompagnando ormai da giorni e anche ieri si è manifestato. Il lavoro che stiamo facendo è tra le persone, in mezzo ai problemi e avendo la capacità di ascoltare
dialogare e anche di proporre la nostra visione e delle proposte. Mi è andata molto bene l'altro giorno l'iniziativa in pescheria a Rialto, così come le altre iniziative che avevamo fatto a Mestre precedentemente. Ieri l'appuntamento era per spiegare le ragioni della nostra contrarietà al referendum costituzionale sulla giustizia, ma anche per lanciare ancora una volta, con la presenza della nostra segretaria nazionale, la mia candidatura a sindaco di Venezia, una candidatura che mi pare prenda corpo e soprattutto incontri molti consensi, e questo ci fa ben sperare per il futuro. C'è una frase che mi ha colpito di Elly Schlein tra le tante di ieri, una frase ironica, ma è un'ironia direi quasi amara, insomma, ha detto: Venezia sui conflitti di interesse ha qualcosa da raccontare. Tutti i riferimenti non sono casuali. Beh no, non c'è niente di casuale, tutti sanno che Venezia in questi anni ha avuto su di sé una cappa piuttosto consistente di un conflitto di interesse che si è manifestato in vari modi. Poi ci sarà un'inchiesta giudiziaria che determinerà quali sono i modi in cui si è manifestato, ma diciamo che il suo riferimento è stato abbastanza esplicito verso un modo di amministrare, di concepire la cosa pubblica, che è assolutamente distante da noi, perché noi vogliamo mettere in primo luogo e davanti a tutto l'interesse della città e quello dei cittadini. Senta, lei sta girando ovviamente Venezia e la terraferma, perché poi la grande particolarità di Venezia, lo sappiamo bene, è questa dicotomia, no? Sono queste due facce. Problematiche sono diverse, ma c'è qualcosa che, sentendo la gente, le dicono è una problematica comune tra terraferma e Venezia? Direi proprio di sì. Tutti sentono che Venezia deve ritornare ad essere una città viva, più sicura a Mestre, abitata a Venezia. Tutti sentono che c'è bisogno di politiche più efficaci per la casa e per i servizi pubblici, a cominciare dai trasporti. Tutti sentono che la cultura può diventare un fatto unificante per la città e che i giovani devono avere di nuovo la possibilità di restare, sia chi studia sia chi decide di rimanere per lavoro. Questa nostra città è davvero, come lei ha detto, una città diversa, plurale, così straordinaria proprio per questa sua diversità. Ha bisogno di politiche anche diversificate, ma ha bisogno anche di una visione unitaria che noi cercheremo di dare, e tutti ritengono che ci debba essere un nuovo coinvolgimento dei cittadini a tutti i livelli, a cominciare dalle municipalità che noi ripristineremo. Mi ha fatto sorridere vedere il candidato della parte avversa dire ieri valorizzeremo le municipalità, ma per 11 anni hanno fatto esattamente il contrario. Adesso ci penseremo noi a rivitalizzarle. Senta, abbiamo visto un servizio sull'analisi della monoeconomia turistica a Venezia, che è un grosso problema. Ne abbiamo visto poi un altro su Padova, perché poi le realtà dei grandi centri soffrono un po' in modo comune anche questa problematica delle chiusure dei negozi. È un tema, quello della chiusura dei negozi in centro, che per esempio riguarda molto Mestre, come Treviso peraltro, e che è strettamente legato alla sicurezza, perché laddove chiudono negozi si creano queste aree grigie, no? Assolutamente, è un tema di cui ci siamo già occupati e continueremo a farlo, perché bisogna contrastare questo fenomeno della chiusura dei negozi, ma questo avviene anche perché la città non è sicura, e questo avviene perché non c'è stata una politica di degenerazione di luoghi urbani che potessero essere attrattivi anche per nuovi insediamenti commerciali. E quindi ho già proposto un tavolo con le categorie economiche, con urbanisti, con esperti del settore, che possa trovare il modo di avere una città che di nuovo è in grado di offrire delle occasioni economiche. Per farlo c'è bisogno che anche il Comune faccia la sua parte, cioè per esempio che dal punto di vista delle leve fiscali incentivi quelli che vogliono aprire nuove attività, e noi sappiamo quanto sia importante
aprire attività di qualità e farle essere un punto di riferimento a Mestre. Questa mattina ero in Piazza Ferretto per alcuni incontri e davvero vedere negozi chiusi, sfitti, è qualcosa che fa male, ed è per questo che bisogna intervenire al più presto, perché Mestre può essere di nuovo quello che è stata in passato, cioè una città viva e capace di attrarre le persone. Una vera svolta, penso io, da cittadino che frequenta spesso Mestre e che ha visto negli anni la trasformazione della città. Sarebbe davvero epocale che riuscissimo a vedere trasformata l'area più critica di Mestre, cioè quella della stazione, via Piave e tutto il quartiere di quella zona, in un'altra, con un altro volto. Sarebbe davvero la rivoluzione di Mestre, perché ormai si crea anche la nomea di territorio, di luogo pericoloso, lo è anche ovviamente. Quella forse sarebbe davvero la rivoluzione di Mestre, parlare di via Piave, del quartiere di via Piave come di qualcosa, di un posto dove andarci per fare qualcosa. Cosa manca per arrivare a questo? Guardi, io sono perfettamente d'accordo, bisogna che sugli assi che riguardano via Piave, via Cappuccina, Corso del Popolo ci siano degli interventi di rigenerazione vera e propria che possono consentire a queste parti della città, che peraltro sono tra le più significative, di ritrovare una loro vitalità e una loro sicurezza. Basti pensare che attorno a via Piave, ho fatto un sopralluogo l'altro giorno, ci sono circa 70-80 case dell'Ater che sono vuote, chiuse, sfitte e sprangate. Lì bisogna attivare subito un'operazione che possa permettere, chiamerò l'Ater per farlo, che possa permettere di rimettere in circolo quelle abitazioni, quindi di rendere più vitale il quartiere. Allo stesso modo bisogna intervenire dalle altre parti per fare in modo che, come lei ha detto, lì ci si possa vivere, ci si possa stare. Naturalmente bisogna contrastare anche il crimine, bisogna presidiare il territorio, perché il fenomeno dello spaccio esiste, ma per farlo è necessario avere una presenza nel territorio delle forze dell'ordine, e io aggiungo anche dei vigili di quartiere della polizia locale che possono svolgere una funzione importante, ma c'è bisogno anche di dire che quelle aree della città le ripensiamo con dei progetti concreti. Anche qui sento dire dall'altra parte chiameremo Archistar per fare questo, per fare quello, ma se non l'avete fatto fin qui, con che credibilità potete pensare di farlo? Forse intanto è il caso adesso di rendere questa nostra città più sicura. Quali sono i prossimi appuntamenti? Ma guardi, domani io inizio una modalità molto bella di incontri con la popolazione e le associazioni, che si chiama Mestre Venezia Parliamoci. Domani sarò a Favaro, a Campalto, Parliamoci, e incontrerò associazioni e cittadini in vari momenti. Domani mattina ci sarà invece un'attività programmatica con la Fondazione Pellicani al centro Candiani, parleremo delle idee per governare Venezia, e domani parteciperò anche a un pranzo per la pace popolare del Comitato Viva Piraghetto, sempre una realtà importante attorno a via Piave, e sarà l'occasione anche quella per incontrare centinaia di cittadini. Perché poi abbiamo parlato di Mestre, ma poi c'è Favaro, Campato, c'è tutto quello che dicevamo l'altra volta, insomma ci sono tutte quelle realtà che chiedono di essere valorizzate. E infatti bisogna andare in tutte quelle realtà, incontrare lì i cittadini. Abbiamo un programma che ci porterà appunto a Chirignago, a Marghera, a Zelarino, in tutte le realtà principali del nostro. Lo ricordiamo, la difficoltà di Venezia è anche la sua bellezza, che è davvero a tantissime facce rispetto alle altre città, per cui è più complicato ma è anche più bello, secondo me, poi si raggiunge l'obiettivo, no? Sì, è una città di una bellezza straordinaria, come tutti sanno, e anche di una complessità straordinaria, che ti deve far abituare ad avere a che fare con dei problemi diversi. Cioè noi dobbiamo occuparci di Porto Marghera, delle bonifiche, della riconversione economica e ambientale di quell'area e del porto,
e dello sviluppo dell'aeroporto e del patrimonio storico artistico da tutelare e della laguna da tutelare e naturalmente di tutte le aree della terraferma che prima abbiamo nominato. Insomma, è qualcosa davvero, è una sfida davvero affascinante, bellissima e anche complessa, ma per questo ancora più affascinante. Bene, ringrazio e saluto Andrea Martella. Grazie a voi, buon lavoro, buongiorno a tutti. Grazie, buona continuazione. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria e ripartiamo proprio da Venezia con una protesta di mamme. Sono venuti in consiglio comunale i genitori della scuola di Edo per portare a tutti i consiglieri un disegno dei loro bambini nei quali si richiede di non chiudere la scuola. Incursione gentile e colorata al comune di Venezia. Si sono mobilitate le famiglie dei bambini che frequentano la scuola di Edo contro la vendita dell'immobile di fondamenta Grimani. La trattativa per la vendita è in corso e ora le mamme e i papà chiedono certezze per il futuro dei loro figli e chiamano in causa l'amministrazione comunale. Noi vogliamo restare nella scuola che abbiamo scelto per i nostri figli, dove crescono sereni, in un ambiente familiare e all'aria aperta. Siamo più fiduciosi dopo aver letto le ultime dichiarazioni da parte della Giunta. Abbiamo riscontrato un impegno sia da parte della maggioranza che dalla parte dell'opposizione e quindi speriamo che tutto possa finire bene per i nostri figli. Fiduciosi ma chiedono risposte celeri le famiglie, essendo ormai da un mese che lo stabile della scuola è in vendita. Da un lato dunque il pressing dell'agenzia immobiliare incaricata alla compravendita, dall'altra l'amministrazione che ha messo le carte in tavolo. Il Consiglio Comunale ha già votato nelle scorse settimane all'unanimità una mozione che chiede il mantenimento di questa sede, di questa struttura. Adesso la Giunta appunto deve fare la sua parte con urgenza perché manca poco tempo, quindi deve dire chiaramente se intende acquistare la scuola, se intende espropriarla oppure se ci sono altre vie perché i bambini possano rimanere all'interno della scuola di Edo, che ha un presidio fondamentale nel territorio. Siamo di nuovo in diretta, siamo all'ultima parte, gli ultimi minuti di questa prima edizione per parlarvi dell'ufficialità del divieto di trasferta ai tifosi padovani martedì sera in occasione del derby contro il Venezia. Esattamente come per la gara d'andata, anche per il ritorno del derby Veneto-Venezia-Padova è stata vietata la trasferta ai tifosi ospiti. L'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive ha disposto il divieto di acquisto del biglietto ai tifosi biancoscudati per la partita contro il Venezia in programma allo Stadio Penzo martedì sera. I tifosi residenti a Padova e provincia non potranno andare a vedere il match, così come fu per i tifosi veneziani nella gara d'andata a Leuganeo. Una decisione dovuta all'episodio di violenza avvenuto 8 mesi fa in un'area di sosta dell'autostrada nel Bellunese. Gli ultras padovani in un post su Facebook fanno sapere che andranno comunque a Venezia e si sono dati appuntamento alle 17:45 di martedì al Venice Gate Parking. Sulla trasferta negata ai tifosi e appassionati biancoscudati è intervenuto con una nota anche il sindaco di Padova Sergio Giordani, che si dice dispiaciuto. I derby da sempre sono speciali perché rappresentano molto di più di una semplice partita, sono l'espressione di rivalità geografiche tra tifoserie separate in questo caso da ragioni storiche, ha scritto Giordani, precisando poi che la scelta è inappellabile ed è stata presa a Roma dall'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive, anche tenendo conto dei fatti accaduti mesi fa. Mi auguro che lo spettacolo sportivo non ne soffra troppo e che martedì sera potremo comunque assistere a un bel derby, ha concluso il primo cittadino di Padova. E restiamo a Padova con gli ultimi aggiornamenti sul tram. Si lavora per completare il cantiere tra Via Dante e Piazza Garibaldi e sta partendo quello che da Piazza Garibaldi porterà all'incrocio con il SIR 1 lungo le riviere. Il SIR 2 dovrebbe essere terminato entro fine anno. La speranza è quella di vedere delle corse dimostrative del SIR 3 per la festa del Santo. Il SIR 3 potrebbe essere pronto per il 13 giugno. Sicuramente non girerà con i passeggeri, però puntiamo per quel periodo quantomeno di iniziare con le prime corse dimostrative. L'obiettivo è chiaro e si lavora senza sosta. Se il SIR 3, la linea che collegherà Voltabarozzo alla stazione, ormai è quasi completata e si punta ai primi viaggi dimostrativi delle carrozze del tram per la festa del Santo, anche i lavori per il SIR 2 corrono veloci e in centro città sono decisamente a buon punto. Nonostante le varie problematiche dovute anche a un po' ai ritrovamenti archeologici, siamo riusciti a riassettare tutta quanta la
diciamo, la parte delle imprese per poter realizzare nei tempi richiesti dall'ente. Dovremmo riuscire a realizzare il tutto tra un mesetto e mezzo più o meno, perché nella parte da Piazza Garibaldi fino all'inserimento con il SIR 1 è un'opera abbastanza un po' più complessa, perché c'è una pavimentazione da rifare a livello di porfido, dunque ci sono delle tempistiche diverse. Dal 16 marzo, chiuso per 2 settimane l'incrocio tra Via Verdi e Via Dante, ci sarà anche un restringimento all'altezza dell'incrocio con Via Risorgimento. Archiviato il cantiere in quest'area, dove sono stati gettati circa 700 metri di piattaforma, 350 per direzione, contemporaneamente si opererà tra Piazza Garibaldi fino all'incrocio con il SIR 1 su Riviera Ponti Romani. Se inevitabili sono alcuni disagi, soprattutto nella zona ovest di Padova, adesso l'opera SIR 2 è decisamente in fase avanzata. Per quanto riguarda la tratta est dalla stazione verso Ponte di Brenta, anche lì siamo in una fase piuttosto avanzata, ma anche qualche punto, qualche collegamento fondamentalmente fra piattaforme già realizzate. Siamo invece molto concentrati sulla parte ovest, che è un po' la parte più lunga, perché arriva fino quasi a Mestrino. Contiamo anche di riuscire a lavorare in maniera veloce. Il tempo che l'inizio primavera ci permette di iniziare anche con la posa della rotaia, che è un lavoro che non può essere fatto, o è meglio che non venga fatto nel corso della stagione fredda e umida, ma anche con la rotaia abbiamo iniziato la fase di posa per cercare di bruciare quanto più tempi possibile. Il contributo delle religioni alla terza guerra mondiale è il provocatorio titolo di un libro curato dal sociologo Alessandro Castegnaro, pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova, che porta riflessioni di teologi, sociologi ed esperti di etica su un tema che le religioni, soprattutto in Occidente, pensavano purtroppo dimenticato. Il brusco risveglio da un sogno di pace durato in Occidente per mezzo secolo, il 24 febbraio 2022, quando la Russia invase l'Ucraina, e un altro momento di crisi si sta vivendo anche in questi giorni con il conflitto nel Golfo. Il tema della guerra è tornato al centro della riflessione anche del mondo cattolico. Nasce dagli incontri del Forum di Limena il libro Il contributo delle religioni alla terza guerra mondiale, pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova e curato dal sociologo Alessandro Castegnaro. Ci è sembrato che la speranza che le religioni svolgessero un ruolo puramente positivo nei confronti dei conflitti e delle guerre ci è sembrata travolta dagli ultimi eventi, nei quali è emerso un ruolo della religione come minimo ambivalente. Ci sono cioè componenti delle religioni che operano per la pace, e ci sono componenti che o non si contrappongono alla guerra o la sostengono o addirittura la fomentano. Lo scoppio del conflitto in Ucraina, una data che diventerà storica. Quell'evento è stato particolarmente importante non solo dal punto di vista politico delle relazioni fra stati, ma anche dal punto di vista simbolico, perché la Chiesa ortodossa russa, il Patriarcato di Mosca, ha sostenuto il conflitto con un linguaggio teologico. Ha cioè detto che la guerra è una guerra santa, quindi torniamo a concetti che pensavamo di non avere più. Nel volume interventi di Enzo Pace, sociologo delle religioni, dei teologi Stella Morra e Andrea Grillo e le postfazioni di carattere etico-normativo di Monsignor Giuseppe Trentin e Pietro Cognato. Per le religioni un tempo che diventa occasione per definire la minaccia rappresentata dai nazionalismi e pensare un contributo per la pace. Il loro contributo principale alla fase potrebbe proprio essere di prendere le distanze dai risorgenti nazionalismi. L'altro contributo che potrebbero dare è dare, come dire, uno sbocco alla disponibilità che c'è, ed è uno degli aspetti positivi della situazione, dei popoli a rifiutare la violenza priva di giustificazioni. Se le religioni potessero avanzare delle proposte agli stati, agli organismi internazionali che aiutano un percorso di pace, questo potrebbe essere un ruolo importante. A Cassola adesso, dove c'è stato un incontro importante degli studenti con esperti di allunaggio. Il 2 marzo dell'anno scorso eravamo a festeggiare
Una missione è stata sfidante perché avevamo il 50% circa di possibilità di farcela e ce l'abbiamo fatta. Insomma. Direzione Luna al Vivaldi, dove la QASCOM di Cassola, l'azienda sviluppatrice del navigatore satellitare Lugre, arrivato sulla Luna grazie al vettore di Firefly Aerospace, ha incontrato 400 studenti delle scuole superiori bassanesi per ripercorrere le tappe di un traguardo storico per l'Italia e per l'esplorazione spaziale, approfondendo anche le ultime frontiere della space technology. È bellissimo sentire intanto l'energia che danno, no? Gli applausi, le urla, ero felicissimo di sentire tutto questo. Sono interessati, fanno domande. Oggi viviamo nell'era in cui sembra tutto finto, no? Con l'artificial intelligence, quindi ti chiedono ma quello che abbiamo visto è vero, la Luna era vero, l'allunaggio è stato creato con l'AI e quindi ti fa capire quanto ci sia ancora bisogno di verità, di sostanza e di passione. Ospite dell'evento anche il generale Luca Goretti, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Noi abbiamo contribuito a dar loro una mano per questo bellissimo risultato unico nella storia, lo ha ribadito anche lui oggi, e mi ha fatto veramente piacere oggi essere presente perché alla presenza dei giovani si è fatta vedere come una realtà locale con un grande spirito di avventura è riuscita a portare un successo e prestigio al nostro paese. Una mattinata unica pensata per accendere curiosità e passione negli studenti verso un settore in continua evoluzione, ribadendo il ruolo della scuola come rampa di lancio verso il loro futuro. È stato un momento anche per favorire in ciascuno di loro una riflessione, io spero, sul fatto che ogni sogno si può realizzare se vi si dedica passione, dedizione e naturalmente anche tanto studio. Siamo in chiusura della nostra prima edizione vi devo dare qualche appuntamento della nostra programmazione. Allora, come al solito, come in questa settimana, siamo protagonisti a Cortina, a Casa Veneto per le nostre dirette del progetto Esportiamo Inclusione, quindi subito dopo di noi ci sarà, dopo il meteo ovviamente, ci sarà la diretta da Casa Veneto, condotta oggi dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino, e si parlerà di un altro tema dell'inclusione, cioè l'inclusione lavorativa, sociale e familiare, quindi molto importante, un tema davvero importante in questo periodo soprattutto, quindi inclusione lavorativa, sociale e familiare, il tema di oggi con Ferdinando Avarino a Casa Veneto, a Cortina d'Ampezzo. Vi devo anche ricordare una cosa che riguarda la diretta, la grande diretta di ieri sera del processo Aveccia a Ponte Dante con il nostro Lucio Zanato, tantissime le persone che ci hanno seguito, tantissime le persone che lo vogliono rivedere, e allora ve lo ricorderemo anche questa sera. Il processo Aveccia andrà in replica domenica alle 16:15, potrete quindi rivedere la tradizione, i sorrisi dalle 16:15 di domenica su Antenna 3 del processo Aveccia in replica domenica. Allora, fra pochissimo Esportiamo Inclusione con Ferdinando Avarino in diretta da Cortina d'Ampezzo, ovviamente dopo il meteo, e alle 16:15 il film Tracks attraverso il deserto di John Curran. Grazie per averci seguito, arrivederci.